Eccoci qua, buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una Sibille Interattive gratuite del vostro benedetto veneziano. Vi ricordo che stiamo trasmettendo da una piattaforma per gli utenti di Facebook. Se vogliono fare delle domande devono iscriversi alla piattaforma di StreamYard. Il link lo trovano sopra il video, l'iscrizione è gratuita e possono fare la domanda mettendo il nome e la data di nascita. Se non c'è il nome e la data di nascita, le domande sono irricevibili. Quindi vi ricordo anche che ormai con il Garda questa sera avremo una live per quelli che si collegano e non possono fare le domande, non ci riescono, no? Quindi, come si suol dire, se vedete non in diretta, ma vedete in ritardo questa live e vorreste fare una domanda o non riesco a rispondere in questo spazio che do gratuitamente, allora come si suol dire, vi invito questa sera sempre nella piattaforma di StreamYard a collegarvi e fare una domanda. Ma nel frattempo che aspettiamo gli amici che ci salutano, vorrei ricordarvi che abbiamo un sito, il sito del Capitano, è un sito che ha più di 6 anni, quasi 7, è nato per divulgare la radionica, la radiostesia in modo gratuito. All'inizio era solo Marietto, dopo qualche tempo si è unito anche il De Garda e ho messo a disposizione di tutti 20 ebook con tantissimi circuiti 40 radiostesici con le istruzioni. Sono gratuiti, ne hanno già scaricati più di 175.000 in tutto il mondo e diciamo che il Marietto ha donato all'umanità quasi 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Ma nella sezione shop abbiamo anche altre cose importanti in questo sito e ad esempio vediamo un po'. C'è ad esempio il ciondolo magico, costa 150 euro più 10 euro di spedizioni, quindi vedete che c'è anche altro materiale che non è gratuito ma è a pagamento e nelle shop. Poi ci sono i riti propiziatori che possono aiutare sia nella ricerca di un'anima gemella o nel lavoro o nel benessere e quant'altro, quindi c'è anche una ricchezza nelle shop, si può tranquillamente valutare qualcosa di importante per i vostri bisogni. Bene, detto questo io inizierei subito con i saluti e vi ricordo che visto che si uniscono più di una piattaforma o ad esempio 2 canali YouTube e uno di Facebook, vi ricordo che è importante iscriversi e come si dice, iscriversi a Facebook e su StreamYard, così che ad esempio posso, visto che siete iscritti, rispondervi. Se non siete iscritti a StreamYard, le domande fatte da Facebook sono irricevibili. Quindi incomincio a salutare Nella, Elisa, Pierluca, Mirko, Rossella, Simona, Mirko ancora ed Elisabetta. Allora, iniziamo subito con le prime domande. Pierluca, chiaramente, che è una persona che ci segue sempre, un'amicizia, ormai fa parte della grande famiglia. Vediamo un po'. La prima domanda è di Nella. Vediamo un po'. La nostra Nella, eccola qua, vediamola qui, che l'ha fatto 2 volte addirittura. Qual è che è la migliore? Allora lui, vediamo un po'. C'è Marito, ma vedi se Raffaele. Ecco, vediamo un po', mettiamo la prima. Guarda. Buongiorno Marietto, sono Febronia. Gentilmente puoi vedere che intenzione ha Raffaele verso di me. Mi chiederà di incontrarci, lui del 74 e Febronia del 70. Vediamo un po' prima col pendolino se c'è questo benedetto incontro o meno. Vedo che effettivamente la situazione è un pochettino impegnativa. Il pendolino non si sbilancia, alcune volte vorrebbe, alcune volte non vorrebbe, insomma è una situazione in stallo.
È una situazione in stallo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ma morte e fedeltà. È una situazione febronia particolare, è una situazione che lascia un po' sperare. Sembra che ci sia stato un cambiamento brusco in questo sentimento. Sembra che appunto questo signore, questo Raffaele, sia partito con tutte le buone intenzioni, o sembrerebbe che ci fosse del fuoco, no? E però vedo che c'è stato un cambiamento, quasi un blocco. Ma andiamo nei dettagli. Andiamo nei dettagli a vedere la nostra Febronia e il nostro Raffaele. Vi ricordo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora questa qua, scusate che mettiamo a favore di camera così che si vede bene. E Febronia. Ma allora, vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Beh, nel passato c'è stato sicuramente qualcosa di importante, lui contava molto su di te, cioè ti vedeva come un premio, come qualcuno di valore, di importante. Poi è anche un pochettino virtuoso, non c'è stato qualcosa di importante, forse o era nel tuo giro di amicizie o insomma avevate un bel dialogo. Tu Febronia sei una donna forte, quando esce questa sibilla qua si vede sempre che sei una donna vincente. Però adesso nel presente vedo qualcosa che dei blocchi importanti, e sembra quasi un po' di orgoglio, c'è qualcosa che ha bloccato, riceverai un messaggio, però vedi è un messaggio che fa capire che la situazione sembra in stallo. Sembra che questo Raffaele, insomma, di incontrarci non è che abbia una forza, come si suol dire, una forza importante che lo spinga a incontrare, anzi sembra tutto bloccato e tu sei molto speranzosa, ma la situazione presente fa caspita cadere le braccia, per il semplice fatto che sembra troppo impegnativa la cosa e sembra che sia anche per, non dico colpa, però c'è un'amicizia che fa capire che la situazione, forse ci ha messo il becco questa amicizia, è una donna che si è messa di traverso e vedo tutto bloccato in questa parte qua, nei prossimi mesi bloccato. Tu però, Febronia, sei proprio, attendi questo ritorno, questo incontro con tutte le tue forze, ma vedo che c'è una donna di mezzo, una donna importante, una donna forte che vi ha attaccato e tu però non demordi, cioè vedi questa carta qua, tu non demordi, sei una donna che hai sempre vinto sulle varie lotte. L'incontro, il finale, la speranza, messaggi, un colpo di fortuna e il vedovo sembra quasi una solitudine, sembra che magari il vento giri dalla tua parte, la voglia di incontrarsi c'è, si vede che c'è la voglia nel futuro, però vedi la solitudine, rimpianti, sembra, non è né un sì né un no, infatti il pendolino prima non riusciva proprio a muoversi, ma diciamo che per i prossimi mesi io vedo che questa situazione con Raffaele sarà molto 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 difficile. Sarà molto difficile e nel futuro magari si potrebbe aprire uno spiraglio. Ti consiglio di andare nel sito del capitano e scaricarti qualche buon ebook per attivare dei circuiti per dare un po' più di energia a questa volontà di incontrarsi. Bene, vedo che c'è un Facebook user che non ha ancora capito, ad esempio lo metto questo, vediamo un po'. Vedete, questa Roberta qua, Roby, io ti metto online, ma non ti risponderò. Tu devi iscriverti
a StreamYard che è sopra, c'è un link sopra, ti iscrivi, è gratuito e dopo posso rispondere a questa domanda. Vediamo un po'. Un'altra domanda è della Rossella Bianchi. Vediamo un po' la nostra Rossella. Dove è andata a finire? Voilà. Ciao, voglio sapere se io 5 aprile, quindi Rossella del 59, Giuseppe del 10 settembre staremo insieme. Allora, Rossella, dovresti arricchire la domanda nel senso staremo insieme, siete già insieme e vuoi stare insieme, cioè dovresti arricchirla con dei particolari. Voglio dire, se voi siete insieme, se tu sei single, se lui è single, perché così magari mi potrebbero uscire delle sibille che potrebbero essere interpretate in 2 o 3 modi. Quindi puoi darmi, se sei ancora in linea, dei piccoli cenni, nel senso se voi siete single, se lui è impegnato, se tu sei impegnata, cioè l'importante è che la domanda abbia in un certo senso una descrizione il più dettagliata possibile. Se non sei insieme, allora, se non sei insieme passo a Mirko, se non, come voglio dire, se non arricchisci la domanda, passiamo a Mirko che fa una bella domanda. Vediamo un po', vedete, Mirko chiede, troverà un nuovo amore mia sorella? Quindi rispondiamo Mirko. Vediamo un po', troverà un nuovo amore la... Aspettate un attimino. Allora, vediamo un po', Vediamo per Mirko, scusate, ho avuto una persona che ci segue, mi ha scritto su WhatsApp, no, dovete scrivere non su WhatsApp ma in diretta qua, come tutti. Allora, Mirko chiede se sua sorella troverà, Roberta del 63, troverà serenità in amore. Sembra proprio di sì. Sembra che, certo non è facile, Mirko, vedo che ci sono tante forze in gioco che sembra che frenino, ma alla fine, scusa un po' Mirko che, vediamo un po', Mirko che la situazione tramite il pendolino, vediamo un po' per Roberta. Anche Roberta, vedo che ci sono dei blocchi. Allora, Roberta si vede che ha avuto o dei flirt, no? Però erano dei flirt leggeri, flirt che a un certo punto si concludevano male, non avevano quella spinta necessaria per creare qualcosa di importante. Andiamo avanti, vediamo proprio tutta la stesa, leggerezza, mica. Sembra che ci sia qualcosa, ma lui aveva paura. Vediamo un po'. La nostra Roby, Mirko. Allora, vediamo un po'. Nel passato, non so se è stata sposata, però sembra che c'era qualcosa di importante. Forse, non so se è stata sposata, però vedo che c'era qualcosa di importante. E vedo che c'era un uomo, o lei era pensierosa, non conoscendo bene sta Roberta, posso solamente vedere che c'era una persona pensierosa. Ma vediamo il presente, che è quello che importa a Mirko. Lei sta pensando a 2 persone virtuose, 2 persone virtuose che ha conosciuto. Molto probabilmente, vedi, qua c'è stato un gelo, però adesso lei sta pensando a una persona grande che gli ha voluto bene, una persona che effettivamente valeva la pena, e anche lei sta lavorando, o lui, per ricucire uno strappo. E perché dico questo? Perché
questa donna, la Roberta, sta pensando e spera che quest'uomo qua torni. Molto probabilmente l'ha già conosciuto prima. Nel passato molto probabilmente abbiamo visto che c'era qualcosa di forte, però uno dei due aveva dei pensieri importanti. Adesso poi è venuto il gelo, però adesso lei ha conosciuto molto probabilmente, o conosce, o conoscerà nel prossimo tempo, qualcuno che effettivamente vale la pena, un uomo importante che le vorrà bene. E vedo che stanno lavorando, o lui lavorerà per ricucire lo strappo. Nel futuro però cosa succede? Sembra che troverà sicuramente qualcuno di importante, però ci sarà un ritorno. Ci sarà un ritorno di una persona che lei già ha conosciuto. Questa persona però non mi sembra tanto stabile. È un tipo un po' narcisista, un tipo di quelli che vogliono più prendere che dare. Però la sorella, la Roberta, è una donna molto forte. Allora, è una donna molto forte e vedo che riceverà dei messaggi importanti. Quindi diciamo che ci sarà nuovo amore, lei forse l'ha già incontrato ed è lì che lo sta aspettando. Purtroppo nel futuro ci sarà un ritorno di una persona che il santo non vale la candela. Poi riceverà dei messaggi fortunati perché lei è una donna forte. Quindi diciamo che non c'è solo una persona, ma ci sono due persone che la stanno guardando o la guarderanno nel futuro. Però attenzione, Mirko, per tua sorella, perché la vedo malinconica dovuto a una questione di denaro creato da un'altra donna. Sembra, vedi qua, che nel futuro lei sarà fortunata, diciamo a livello sentimentale, ma il problema lo porterà un'altra donna per una questione di livello materiale, li attaccherà. Quindi questo ritorno che ci sarà di una persona che non va, il santo qui non vale la candela, è più che altro quello che sta conoscendo adesso che è effettivamente importante. Quindi digli di stare attenta perché nel futuro prossimo avrà il contatto con due persone, uno che effettivamente è un gran signore e uno invece che è un ritorno di una persona che il santo non vale la candela. Ha delle qualità, ma non sicuramente stabilità finanziaria. Infatti lo vediamo qua, malinconia, ci sarà una donna che per denaro li attaccherà. L'amore ci sarà, sì, l'amore ci sarà, però diciamo non è facile gestire questa situazione perché entrano in scena due figure importanti. Un suo ex che chiaramente non è stabile, qui lo vediamo, e poi c'è un gran signore che è più grande di lei che le vuole bene. Quindi sì, io vedo delle possibilità, ma deve in un certo senso giocarsi bene la partita, perché se no passa dalla pentola alla brace. Bene, vediamo un po' se ci sono ancora delle domande. Allora, ecco, la Rossella Bianchi ha fatto una precisazione, è così che devono essere domande, perché sennò non si capisce niente, no? Vedete, la Rossella Bianchi dice, allora, ciao, voglio sapere se io del 59 e Giuseppe del 57 saremo insieme, ma poi giustamente fa un aggiustamento, perché da questa domanda effettivamente c'era poco sangue da tirare fuori, e da una rappa così non si può tirare fuori da una domandina così. Infatti dopo, giustamente, non stiamo ancora insieme, lui sposato, io single. Capite che così la domanda prende forma, Rossella? Cioè così si capisce. Allora, starete assieme, lui sposato, tu single, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Dalla nostra Rossella, vediamo cosa dice. Ma Rossella, sembra che il pendolino alla fine sembra che succeda qualcosa di positivo. Ma andiamo in dettaglio. Vediamo un po', tanto lasciatemi il tempo. Voglio rispondere anche a Roberta
Zanatoni di Facebook. Roberta, rifai la domanda in face, cioè perché tu l'hai molto probabilmente scritta in 2 punti, in un punto non eri iscritta e nell'altro, allora rifammi la domanda con l'autorizzazione in face e chiaramente ti risponderò per buona volontà. Quindi rispondiamo alla nostra Rossella. Vediamo un po' se i due, Rossella, vediamo un po' qua. Mettiamo ancora assieme Rossella, vediamo un po' come. Eccola, aspettate che la posiziono giusta, così che Rossella vede la sua bella domandina. Ecco, questa qua, C'è Giuseppe che è sposato e lei che single, staranno assieme. Sembra di sì, qui c'è chiaramente. Allora, Rossella, qui la situazione è piccante perché ci sono tante persone che dicono tutto il contrario di tutto e poi c'è una donna che molto probabilmente potrebbe essere la moglie che insomma è sul sentiero di guerra. E in più attenzione perché non è detto che ci sia qualcuno, potrebbe essere anche Giuseppe, che dice tutto e il contrario di tutto. Ma andiamo in dettaglio. Che belle carte. Belle carte. Allora, guarda Rossella, il pendolino ha visto un sì, però per il momento nel passato c'era dell'alchimia fisica importante, no? Vedo delle bellissime carte, no? Poi, non so, tu lo conoscevi già sto Giuseppe, perché si vede che tu lo stai pensando. E c'è quell'alchimia importante, però attenzione, Rossella, stai molto attenta, perché lui ti pensa in modo entusiasmante, però vedi, c'è la carta della leggerezza di cuore che sembra quasi che ci siano più flirt. E vedo anche che molto in mente potresti anche incontrare, o c'è qualche altro, vedi, giovane, non so se è un figlio o qualcuno che sembra che stia guardando la situazione. E sembrerebbe che si apra uno spiraglio, però c'è gente che vi spia, c'è gente che entra in guerra e tu vedi andare via questo, vedi, i sospiri. Quindi io vedo che la situazione non è facilissima, parte in un certo senso molto positiva, sembra quasi che raggiungi il risultato, poi riceverai una notizia e qui entreranno in guerra e quindi tu Giuseppe lo vedrai andare via. Quindi la situazione sembra difficile. Tu sei una donna virtuosa, Rossella, vedo che sei una vincente, però vedi falsità, piangi, vedo. Guarda, nell'immediato le sibille massimo 6-9 mesi non lasciano presagire niente di buono. Non lasciano presagire niente di buono perché vedi bugie, dispiacere che piangi, la tua solitudine. Quindi io non penso che sarà per domani quest'unione, no? Anche perché vedi ti faranno la guerra in modo segreto, ci sarà in un certo senso abbattimento morale, vedi? È una carta importante, vi spieranno. Quindi non sono sibille che ci fanno sperare che la cosa sarà per domani, no? Il pendolino ha visto sì, ma potrebbero essere per altri tempi. Bene, quindi Rossella devi avere pazienza. Ecco, allora, la Roberta che insomma gliela facciamo passare per la buona volontà, però insomma alla fine ce l'ha fatta la nostra Roberta a scrivere. Come devo comportarmi con certi colleghi poco corretti sul lavoro? Ci sarà un'evoluzione positiva
o negativa che sia, chiedo consiglio, grazie. Allora Robin, la situazione, prima di tutto l'abbiamo fatta anche passare per il semplice fatto che ha fatto dei grandi sforzi per Facebook, si è iscritta finalmente a streaming, non è morta, ce l'ha fatta. Vediamo un po' come va con i suoi colleghi. Allora, sì, bene, no, male. Vediamo se ci sarà un'evoluzione positiva o negativa. Ma sembra che ci sia un'evoluzione positiva, penso che ci sia un'evoluzione positiva. Quindi vediamo un po'. Cari amici, di solito con questa piattaforma, no, noi non vediamo le persone in colonna e cerchiamo di dare sempre una risposta anche a gente nuova che possa usufruire di questo servizio gratuito. Se volete un consulto invece privato, sapete che costa 20 euro 45 minuti. Bene, vediamo un po' la nostra Robby sul posto di lavoro, se l'evoluzione sarà positiva o negativa. Beh, il taglio è estremamente positivo, vedi Robby? No? Ci sono una situazione che sembra che tu stai sperando che migliori. L'omaggio prezioso in questo caso è preceduto da un bel vedere, tu sei molto speranzosa su questo, da questo punto di vista, e quindi ce la facciamo, dai. E certo che vedo che pensi a tempi migliori passati, che stavi bene. Vediamo un po'. Robby, la situazione in quel posto di lavoro non è facile. Vediamo un po', dai. Allora, nel passato hai visto andare via nell'ambiente di lavoro una situazione che era bella e tu la rimpiangi, sembra quasi che ci sono stati dei bei momenti. Poi vedo entrare in scena un uomo giovane e anche una donna giovane. In questo periodo vediamo che c'è stato del fermento e però il gelo, c'è il gelo qui, sembra quasi che la situazione effettivamente, come dici tu, non sono tanto corretti. C'è stata anche della perfidia. Nel futuro io vedo che gelosie sul posto di lavoro, tu molto pensierosa. Quindi diciamo così, la situazione non è facile perché poi c'è disgrazia, gente che ti cercherà di rubare qualcosa che è tuo, la superbia. Insomma, sono uscite delle carte pesanti. Diciamo che tu vivi ancora di bei ricordi che hai vissuto in quel posto di lavoro o che hai vissuto in altri posti di lavoro, no? Però purtroppo, o a causa di un giovane o a causa di una giovane, però si vede che l'ambiente di lavoro si è degradato, gente che fa le cose di nascosto, gente che pensa come fare i trabocchetti, il datore di lavoro che è lì che guarda, che cerca di, in un certo senso, l'ambiente di lavoro, insomma, di stringere i bulloni, insomma, una situazione veramente difficile. Com'è il finale? Leggerezza, ci saranno degli esami, dei controlli, vedi? La morte, cioè non vedo delle carte che mi possono stimolare o dare l'idea che la situazione sarà vincente. Vedo delle carte, vedi la morte. L'artista è sempre una persona che possono essere delle prove che vengono da lontano, vedi? Forse ci sarà un'amica che cercherà di sostenerti, ma è un ambiente di lavoro pessimo e ci sono pochi consigli da fare. Con un ambiente di lavoro così bisogna cercarne un altro, perché per i prossimi mesi il pendolino però ha detto che migliorerà, non sarà per domani o per quest'anno, per il 2022. Quindi il consiglio Marietto è, insomma, di armarsi di pazienza e di vedere. Bene cari amici, abbiamo raggiunto la nostra mezz'oretta. Vi ricordo questa sera alle 21, per chi non ho risposto, chiaramente se ci sono persone che hanno già fatto delle domande in altre live, noi chiaramente cerchiamo di dare la possibilità a tutti di fare delle domande, a tutti quelli nuovi chiaramente, di fare delle domande nuove, no? Così che tutti possono conoscere e avere la possibilità di avere in modo gratuito una risposta. Se invece volete un consulto siamo disponibili, il Legale Marietto Veneziano, 20 euro 45 minuti. Grazie cari amici, vi aspetto questa sera con Hilde nella piattaforma e stasera sarò io a condurre. Grazie cari